Il segnale A, integrato con il pannello B, preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza di stabilimenti industriali. Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata. Il segnale raffigurato è posto di norma a 150 metri dai binari. Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa. In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata. Il segnale raffigurato può preannunciare un passaggio a livello con semibarriere. Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario. In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con il ruotino, ruota di soccorso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere. In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia. Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna ritornare indietro. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove non si può circolare ad oltre 30 km/h. Il segnale raffigurato richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti. Il segnale raffigurato può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale. Su strada a due corsie a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato, è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto. In presenza del segnale raffigurato è consentito sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livelli. In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni. In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso. Il segnale raffigurato preannuncia un dosso. In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari. Il segnale raffigurato può presegnalare dossi artificiali. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un campo d'aviazione. La figura rappresenta un segnale di precedenza. Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada danno segno di spavento. Il segnale raffigurato può essere usato senza pannelli integrativi per indicare un pericolo generico in caso di emergenza. In presenza del segnale raffigurato non è consentito sostare o fermarsi in prossimità o in corrispondenza dei binari. Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri. Il segnale raffigurato preannuncia un doppio incrocio stradale pericoloso. Il segnale raffigurato preannuncia un doppio incrocio stradale pericoloso. Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra.